tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione e non solo. Oggi in questa seconda puntata continua la storia di immigrazione di Lorenzo Delotto, un giovane bellunese che è arrivato in Argentina per studiare all'Università di Santa Fe. E poi? Di carne e di prosciutto e formaggio soprattutto. Vabbè, cosa te lo dico Buonissime, a fare? condivido. Una domanda che anche facciamo tutti gli italiani, la pizza. Pizza italiana, pizza argentina, sono un po' diverse. Hai visto quella differenza? Sì, qua la pizza lasciatela fare a noi perché no, Oh! la vostra diciamo è un po' simile al pane con uno strato diciamo importante di formaggio che richiede una certa preparazione, quindi Ci io sono fermiamo qui con abituato. l'intervista, Lorenzo. No, come mai? No, scherzo. No, ma è sempre No. molto simpatico e curioso vedere quelle differenze perché anche noi qui in Argentina la tipica, la classica ricetta della pizza ha, diciamo, preso un po' l'identità o ingredienti del posto che abbiamo anche come in Italia una eccellente materia prima che sono il formaggio, che noi non abbiamo la mozzarella, ma la mozzarella, che cambiamo un po' una lettera e cambia anche un po' il formaggio. Abbiamo anche l'eredità di tanti maestri pizzaioli italiani, ma un po' con il touch, diciamo, con quel tocco argentino. Ma sempre faccio questa domanda perché è un po' interessante vedere la vostra, diciamo, visione da italiani. E poi, avete visto anche che noi condividiamo una pizza più grande, non è che abbiamo una singola pizza, diciamo, per ognuno. Hai visto quello? Verissimo, sì, certo. Che immagino che per voi Sì. è stranissimo che ci danno 2 porzioni, forse 2 fetti di pizza e poi dove è il resto. Ma è per noi quando andiamo in Italia un po' lo strano di tutta questa pizza, ma dai, è sempre molto, molto buono e molto carino. E poi una sfida mondiale, internazionale. Hai assaggiato il dolce di latte? Il dulce de leche l'ho assaggiato, è molto Bravo. buono, ma è decisamente troppo dolce, quindi rimango a favore della Nutella, anche per Oh, quindi questo. dolce di latte 0, Nutella 1. Ok, va bene, lo Eh, capisco, lo rispetto. No, è buonissima anche la Nutella, quindi qui non litighiamo, dai, tranquillo. Anche un'altra bibita o un altro drink molto noto in Argentina che si prende con la Coca-Cola. Lo conosci? il Fernet e Cola, Bravo. certo che lo conosco, Dammi un anche tuo qui parere bisogna di un po' sommelier. farsi... No, ma sulla bontà nessuno transige, bisogna un attimo abituarsi alle quantità, perché pur venendo dal Cadore e dal Veneto, bicchierazzi così di Coca-Cola con il Fernet dentro si sentono. Poi bisogna dire che in Argentina, almeno in Santa Fe dove stavo io, c'è anche tanto caldo, quindi così si sente subito quando entra in circolo. Però mi ha aiutato a socializzare, devo dire. Parlavo lo spagnolo molto meglio con un po' di Fernet in corpo. Poverino il Fahrenheit, è molto buono, molto digestivo, anche sai che qui è una bibita che, come anche in Italia, è molto, diciamo, raccomandata dal dottore. No, scherzo. Ma no, una parte della nostra quasi identità argentina, italo-argentina, se mi permettete. Beh, è stato veramente questa parte, Lorenzo, molto simpatica. Parlando un po' di queste cose di gastronomia dell'Argentina, sei portato qualche, diciamo, abitudine o tradizione dell'Argentina in Italia? Perché tu hai finito di studiare e poi sei tornato a Belluno, se non sbaglio. Sì, esattamente. E siccome a Belluno, come tu ben sai, il freddo non ci manca, la bevanda calda del mate va benissimo. All'inizio mi guardavano tutti un po' strano perché giri con questo bicchiere un po' particolare e l'erba mate non è contenuta in una bustina come fanno gli inglesi, ma è sciolta. E quindi sembra che uno stia bevendo chissà quale erba allucinogena, invece è molto buono. È molto amaro, quindi non piace a nessuno e non lo posso condividere. E quindi pazienza, meglio, me lo bevo tutto io. Bravo. Eh sì, ma hai assaggiato, e lo dico perché esiste anche il mate cotto, che è quel mate in bustine. No, non ho mai provato. Ho provato il tereré e il mate a freddo, giusto? Bene, bravo Lorenzo, molto bene. Il tereré è una variante del mate, si prende più di solito nei posti più caldi come il Paraguay, il nord dell'Argentina. È un mate che invece di essere questa infusione dell'acqua calda con l'erba mate,
si fa con qualche bibita fredda, no? Per esempio, non so, un'aranciata o qualsiasi acqua, diciamo, acqua fredda soltanto. È molto particolare, c'è gente che non lo può nemmeno vedere, non lo tollera, e altri che sono veramente, veramente tifosi del tererè, quindi è anche interessante vedere un po' l'ottica degli italiani. Beh, quindi tu prendevi il mate a Belluno, così, Sì, sì. ma Tuttora, stupendo. tuttora ho tipo 2 chili di erba mate che Non aspettano. dirmi, ma che simpatico, ma Si stupendo. trova, si trova, si trova anche in Italia, anche a Belluno. Oh, stupendo, così la prossima volta che vengo anch'io vado a comprare, che l'ho fatto, no? Quando sono stata a Belluno, ma dai, è sempre bello sapere che continua. Parlando anche, beh, Argentina, Belluno, hai in mente per caso mai tornare in Argentina o forse decidi di, non so, restare per sempre a Belluno, in provincia di Belluno? No, tornare in Argentina bisogna, perché purtroppo io ci sono rimasto solo 6 mesi e avevo delle scadenze per via dell'università molto strette, quindi di fatto ho, ho studiato parecchio e non ho viaggiato quanto avrei voluto fare. E quindi sicuramente sì, mi resta tutta da vedere la Patagonia, la parte di El Chaltén, ma anche più su Santiago de Bariloche, che ricordiamo è stata fondata da un bellunese, giusto? Bravo. Sì, sì, Che primo ho Capraro, studiato. molto bene, di Castione. Primo Abbiamo Capraro. dedicato anche la nostra prima puntata del programma, in cui ci siamo oggi, Ernestina dalla fine del mondo. Là, un anno fa è stato dedicata a questo, beh, un personaggio incredibile della nostra, beh, della nostra comunità italo-argentina, Primo Capraro. Sei stato bravissimo a ricordarlo, sì. Ecco. E poi, ma anche le montagne a nord che sono molto più diverse rispetto alle Alpi, quindi tutta la parte di Mendoza, Corrientes la eviterei per via delle temperature perché veramente mi Bellissimo dicono posto, già ma sì, molto caldo. assolutamente, assolutamente. E quindi sì, sì, è solo una questione di tempo, di aspettare che i tempi un attimo si rimettano a posto per poter viaggiare. Tra l'altro in Argentina ho lasciato, devo dire, tantissimi amici che continuano, con cui mi sento tuttora con cui sono in parola assolutamente di tornare a salutarli e di fare un viaggio in Argentina, senza Ecco, dubbio. dai, ti aspettiamo a braccia aperte, figurati. Sei mai riuscito a conoscere qualcosa della città, della capitale di Buenos Aires? Buenos Aires purtroppo no, e anche quella è una cosa che mi manca perché l'ho vista quando sono atterrato e quando sono ripartito, però non l'ho vista molto. Sinceramente mi affascinava più l'elemento naturalistico dell'Argentina, quindi le città, a parte Santa Fe e Rosario, che le ho viste per motivi che abbiamo detto prima, non è che mi attirassero poi tantissimo, ecco. Però accetto di essere smentito, insomma, il quartiere Palermo mi dicono che sia la fine del mondo da vedere. Siamo alla fine del mondo, anche molto molto bello, figurati. Giusto lì, anche abbiamo Caminito nel mitico quartiere della Boca, che è noto per il tango, che anche Vero. Raffaella Carrà ha girato un video musicale lì con tutte quelle case di colori. Parlando un po' di queste città, no? Forse, non so, tu che hai conosciuto meglio Rosario, tra Rosario e Belluno, che sono due città bellissime, due posti, no? Bellissimi. Per te cosa hanno in comune e cosa hanno diciamo, di differente, no? Quali sono le differenze? Le differenze Rosario è costruita tutta sulla pianura, se ricordo bene, invece Belluno è Sì. costruita sul cucuzzolo dei colli, quindi già quella è... E poi, ripeto, le dimensioni, veramente, la larghezza delle strade, delle case, è tutto veramente grandissimo a Rosario. Rosario città veramente, soprattutto, adesso non ricordo, mi pare che sia una avenida Orogno, o Oh comunque una sì, strada, ok, va bene, Avenida è questi come grandi una, viali. per chi ci sta sentendo e forse non conosce, approfittiamo per raccontare che Avenida è come una strada principale, una strada di solito larga, importante, quindi sì, Avenida. Esatto, sono questi viali un po' come Torino per certi versi, ortogonali e grandissimi, con veramente tantissime corsie per le auto e marciapiedi veramente molto grandi. Quindi una città veramente che respira, che è luminosa, luminosissima e anche con dell'architettura che devo dire pregevole. Insomma, io ai tempi venivo da Venezia, quindi insomma l'Italia, diciamo che sono un po' di bocca buona a proposito dell'architettura, ma devo dire che Rosario è veramente bella è molto ben tenuta, molto curata, anche nel verde e nella pulizia, veramente spettacolare. E Belluno invece è una città medievale, anzi fondata anche prima, quindi strade molto contorte, molto strette,
e con questi grandi tetti spioventi, perché la neve va tolta dalle strade e pesa, quindi meno ne arriva sulla strada meglio è. Problema che a Rosario sicuramente non hanno. Assolutamente, è anche molto, molto bello quello che racconti della neve perché, non so, non so Rosario, ma qui a Buenos Aires, per motivi dell'umidità, che anche abbiamo un detto che a Buenos Aires quello che ti uccide è l'umidità, perché abbiamo di solito tanto percentuale di umidità al giorno. D'estate è normale avere 90-95% di umidità. I miei capelli, non so, sembra il leone di San Marco perché è una cosa tutto con quell'aria che c'è tanta acqua, diciamo, che respiriamo. È molto diverso. Per noi non c'è la neve, per esempio. Abbiamo avuto sì una neve, una nevicata che voi scoppiate a ridere perché è stata un'acquaneve nel 2007 che abbiamo avuto l'ultima volta che a Buenos Aires c'era stata la neve, quindi figurati che noi quando vediamo quello dei tetti ci fa tanta simpatia perché non è un nostro, diciamo, fra virgolette, problema. Ma dai, beh, Lorenzo, veramente è stato un piacere parlare con te e conoscere un po' la tua esperienza. Come ritieni, diciamo, quale sarebbe sì, la tua conclusione di questa tua esperienza di migrazione, anche se breve, qui in Argentina, alla fine del mondo? Ma un'esperienza sicuramente fantastica. Si esce dagli schemi in cui uno è abituato a crescere e nei quali uno pensa che funzioni il mondo. In realtà poi uno vede che tutto il Sud America funziona con delle categorie a sé stanti e l'Argentina è a sé stante in un mondo a sé stante proprio, è veramente un mondo nel mondo. E quindi veramente un'esperienza fantastica. Mi porto dentro sicuramente la grande nostalgia degli argentini, che mi hanno trattato veramente, mi hanno accolto come se fossi un figlio e niente, non vedo l'ora di tornare per vedere ancora di più questo magnifico paese. Ecco, è bello saperlo e diciamo, consiglieresti ai nostri ascoltatori di fare un'esperienza di immigrazione come la tua qui in Argentina e forse quali sfide forse possono trovare se arrivano qui? Sì, io consiglio assolutamente di studiare in Argentina perché l'istruzione è vissuta forse come lo era da noi veramente in passato, come un'opportunità da prendere, mentre oggi uno un po' va all'università forse per uniformarsi. Invece in Argentina, ripeto, per le facoltà che ho fatto io, anche c'è veramente una sensibilità diversa, pur con dei rapporti con i professori veramente umani, veramente fantastici, cose che ancora noi in Italia stentiamo ad avere, quindi per quello assolutamente sì. E le difficoltà, mi sento di dire, forse quelle un po' legate all'economia. Noi siamo abituati a fare tutto con il bancomat, mentre in Argentina prelevare non è così facile e sicuramente non è così conveniente, quindi bisogna un po' tornare al concetto del contante. E questo, insomma, è un po' una cosa che bisogna vedere una volta arrivati sul posto, ecco. E un consiglio: armarsi di pazienza, perché la burocrazia è veramente tanta e la fretta è veramente poca, quindi bisogna un attimo farci l'abitudine. Però vale la pena assolutamente. Ci sono altri ritmi di vita, ma che portano forse un po' a riscoprire l'essenza delle cose, pur nelle ristrettezze dei mezzi e delle opportunità. Ecco. Beh, Lorenzo, veramente grazie mille per condividere questa storia. È stato un piacere sentirti. Vuoi, prima di salutarci finalmente, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi, per tutti i veneti nel mondo che ci stanno sentendo? Certo, un abbraccio gigante dalle Dolomiti, da Lorenzo Delotto, insomma, e vorrei usare appunto il motto dell'Associazione Bellunesi del Mondo: vicini e lontani, ma mai soli. A presto. Ecco, stupendo. Beh, ti ringrazio nuovamente Lorenzo. Speriamo anche di risentirci in una prossima intervista raccontando altre cose di questa tua esperienza. Che ne pensi? Certo, molto volentieri, quanto prima. Ecco, beh, Lorenzo, ti saluto. Ciao ciao. A presto. E, Ciao Ernestina. ecco, intanto io vi saluto anche cari amici bellunesi nel mondo e vi aspetto prossima settimana qui dalla fine del mondo e anche, come ha detto Lorenzo, e ripeto il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.